Di nuovo in diretta il telegiornale di Treviso, ancora la vicenda di Giulia Cecchettin nelle parole del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che oggi ha parlato agli studenti del liceo Canova proprio di femminicidio. È tornato tra i banchi di scuola del liceo Canova, dove si è diplomato questa volta da ministro. Era in programma una lezione magistralis sulla riforma della giustizia, ma il ministro Carlo Nordio ha cambiato prospettiva parlando agli studenti del caso di Giulia Cecchettin. I femminicidi sono in aumento, c'è una generalizzata incapacità di distinguere il bene dal male. Le leggi ci sono, ha ribadito Nordio agli studenti, ma servono fino ad un certo punto. Ho parlato ai ragazzi, è stato un incontro estremamente emozionante per ritornare al vecchio liceo dove io ho studiato, ma anche per la loro grande attenzione e la loro sensibilità. Ho ripetuto il concetto che sono utili le leggi, ma non sono risolutive. Quello che è risolutivo è l'educazione, l'informazione e la sensibilità del rispetto verso la persona altrui. Ci sono gli atteggiamenti spia prima che accada l'irreparabile, ha detto l'ex magistrato, sintomi di un possibile aggravamento di violenza. Abbiamo intenzione di preparare un opuscolo con una grafica molto comprensibile. Informare è importante. Da diffondere nelle scuole, ma anche nei luoghi di lavoro e ovunque possono esservi delle situazioni di rischio, perché è soprattutto dall'informazione che parte il primo passo verso una educazione al rispetto altrui. Per quanto riguarda la proposta di legge bipartisan sull'educazione all'affettività nelle scuole, il ministro dimostra di avere seri dubbi sulla sua fattibilità. Occorre anche allora una formazione di docenti, perché insegnare l'affettività non è compito proprio così facile come insegnare la matematica. E aggiungo che comunque la consapevolezza dei doveri etici e sociali che derivano nei rapporti con il prossimo si acquisisce soprattutto in famiglia. A proposito di docenti, a proposito di social, anche dell'uso dei social, ha fatto pervenire oggi le proprie dimissioni accettate dalla struttura scolastica Hanane Hammoud. Lo ricorderete, la docente di matematica di nazionalità libanese di H Campus a Roncade, che poco più di 10 giorni fa aveva pubblicato su Instagram una storia in cui aveva scritto: andate all'inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei, ovviamente riferito alla guerra Israele-Hamas. L'insegnante, che aveva rimosso il suo messaggio poco dopo, ma con un ritardo sufficiente a consentire la cattura di alcuni screenshot, aveva ammesso le proprie responsabilità scusandosi per l'accaduto ed era stata sospesa per un periodo di 10 giorni. Alla scadenza del termine previsto dal Codice del Lavoro per consentire ai dipendenti accusati di motivi sufficienti a determinare il licenziamento di presentare una memoria difensiva, Hammoud ha ritenuto opportuno rassegnare direttamente le proprie dimissioni. Ancora la cronaca giudiziaria, il delitto Armelin, l'anziano che è stato massacrato, ucciso in casa, lo ricorderete, a Pieve di Soligo. Oggi al via il processo e c'è un giudizio da parte del figlio di Adriano Armelin. L'ipotesi di fronte era quella della giustizia riparativa. Se incontrarlo dovesse significare uno sconto di pena, allora la mia risposta è no. Marco Armelin, uno dei figli di Adriano, il pensionato ucciso barbaramente a Pieve di Soligo all'interno della sua abitazione il 25 marzo 2022, non ha nessun dubbio e risponde senza incertezze alla domanda del presidente della Corte d'Assise di Treviso, che gli aveva chiesto se fosse disponibile ad un incontro nel quadro del programma previsto dall'Istituto della Giustizia Riparativa introdotto dalla riforma Cartabia, a cui il 36enne Mohamed Boumaraoun aveva chiesto di accedere. Ma la risposta è stata chiara: le scuse non potranno mai cancellare quello che ha fatto. Non ci sono giustificazioni per la morte di mio padre. Ora spetterà alla Corte la decisione. In aula questa mattina il reo confesso, accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla volontà di compiere una rapina, non ha mai alzato lo sguardo. Accanto il suo legale, l'avvocato Filippo Viggiano. È stato ripercorso quel terribile giorno attraverso la testimonianza del figlio, di un operatore del suo M118 e del maresciallo dei carabinieri. Quella descritta è una scena agghiacciante: il pensionato a terra in un lago di sangue, le gambe e le mani legate
legate da una corda. Il 36enne, che ha colpito più volte l'anziano, nel tentativo di fuggire si era fratturato il tallone e si era nascosto all'interno di un casolare vicino, dove poi è stato arrestato. Un tasso alcolemico di 1,05 e positivo alla cocaina. Mio padre, ha spiegato in aula Marco Armellin, non ha mai aperto a persone che non conosceva e quando il citofono non andava si affacciava alla finestra. Un pestaggio che ha portato l'anziano a morire il giorno dopo in ospedale. La prossima udienza è stata fissata per il 18 dicembre. E poi i furti, le razzie, ladri scatenati nell'Asolano, in particolare a Pagnano d'Asolo. I padroni di casa che al rientro hanno trovato anche la porta bloccata dai malviventi. La loro azione in un video, hanno usato anche un flessibile per aprire la cassaforte. Hanno tentato di entrare da questo balcone, spaccando il balcone e la finestra qui, ma non sono riusciti, e allora hanno preso la scala che sono andati da questi vicini a rubare, sono saliti dal terrazzo, sono entrati e hanno provato ad aprire le porte qua, ma non sono riusciti. Hanno trovato una porta che era appena socchiusa della camera e della cucina e sono entrati. Pagnano d'Asolo, via Parisotti, metà pomeriggio. Appoggiata a una scala contro la parete della palazzina, i ladri si intrufolano nell'appartamento della famiglia Gandin, uscita di casa per qualche ora. Al rientro, dopo cena, la brutta sorpresa. La porta nemmeno si apriva perché i malviventi ci avevano appoggiato contro un divano, nell'intento evidentemente di non venire disturbati. Hanno tagliato la cassaforte col flessibile per trovare non si sa cosa, non c'era niente per rubare. Hanno aperto tutti i cassetti, hanno trovato un po' di gioielli, qualcosa, poco di roba. Hanno buttato tutto, la biancheria, tutto per terra, tutto quanto. Alcuni gioielli, 50 euro nel portafoglio della figlia tredicenne. Questo il bottino, tanti i danni. Dai Gandin come dai vicini di casa, sempre lungo la stessa via, infissi forzati, stanze e armadi a soqquadro, con le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso i ladri in azione mentre si aggirano nel vialetto d'ingresso. Tra l'altro, i raid dei malviventi hanno oltrepassato i confini di Asolo. È successo appena dopo le 5:30 e sono professionisti, penso io. Siccome che mi sembra che sono stato dei carabinieri, mi hanno detto che sono stati tanti furti anche ieri sera, anche qua vicino a Castelcuco, e tutto qua. E poi il direttore del Pittarosso di Viale della Repubblica a Treviso, l'abbiamo raccontato ieri, che è stato picchiato selvaggiamente dai complici di alcune ladre, caccia ai 3 banditi e alle loro complici da parte dei carabinieri. Braccio fratturato, contusioni alla testa e al corpo, pugni e calci anche al volto. Continuano serrate le indagini dei carabinieri anche grazie all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza per cercare di trovare i 3 uomini che hanno selvaggiamente picchiato il responsabile del negozio Pittarosso in strada Ovest. Tutto è accaduto in pochi secondi quando il 54enne ha cercato di fermare 2 donne che avevano rubato scarpe e capi di abbigliamento all'interno del negozio. Quando il commerciante ha cercato di fermarle nel parcheggio è stato raggiunto da 3 uomini che lo hanno aggredito con calci e pugni. Tanta violenza non si è fermata nemmeno quando l'uomo è caduto a terra. Assalito con ogni probabilità da dei complici che hanno in questo modo agevolato la fuga delle ladre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il SUAM 118 che ha trasportato il commerciante sotto shock all'ospedale Caffoncello, dove gli è stata diagnosticata una frattura scomposta al braccio destro. Gli uomini dell'Arma contano di trovare i malviventi grazie agli obiettivi delle telecamere di videosorveglianza del negozio e delle strade. Gli episodi, se separati, potrebbero configurarsi con il reato di furto e lesioni, ma se gli investigatori riusciranno a dimostrare che gli aggressori hanno agito in collaborazione con le donne, il reato potrebbe aggravarsi in rapina. Da Treviso a Paese, un ex assessore denunciato dalla Finanza per aver falsificato alcune pratiche catastali.
Gli atti sono stati falsificati sia durante l'incarico di assessore all'urbanistica, sia anche successivamente dopo le dimissioni nel 2019. Ex assessore all'urbanistica e all'edilizia privata del comune di Paese, denunciato dalla Guardia di Finanza di Treviso per aver falsificato alcune pratiche catastali ed edilizie durante l'incarico come amministratore pubblico e anche dopo le sue dimissioni. I fatti si riferiscono infatti al 2019, nel bersaglio delle Fiamme Gialle, Nicola D'Alessi in giunta con Francesco Pietrobon e per pochi giorni anche con Katia Uberti. Le indagini partono da una denuncia di un agente immobiliare che viene a sapere dai suoi 2 inquilini che questi si erano recati presso un comune della provincia per cambiare la propria residenza anagrafica, e qui scoprono che non si poteva procedere al cambio della residenza in quanto il civico della via era inesistente. D'Alessi rischia di dover rispondere anche di danno erariale di fronte alla Corte dei Conti. Nel maggio 2019, nominato assessore dall'attuale sindaco, si era improvvisamente dimesso, ma Uberti non crede che quella decisione sia stata legata a quegli atti. Più probabilmente dice all'incompatibilità tra la sua professione di tecnico nel territorio e l'incarico pubblico. E poi, a quale scopo falsificare quelle pratiche? Non vedo ragioni, infatti siamo in attesa, ci saranno delle indagini, comunque ci sarà poi un processo, staremo a vedere effettivamente quali sono le motivazioni, però sinceramente rimango stupita perché... Da Paese a Resana l'incendio all'interno di una carrozzeria, a fuoco diverse macchine e pneumatici accantonati. Auto d'epoca in riparazione, un camper, pneumatici, una saldatrice a gas e diverse attrezzature depositate hanno preso fuoco a causa di un incendio divampato all'interno della carrozzeria Corradin in via Santa Brigida a Castelmigno di Rasana. Solo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero anche ad altre auto che si trovavano sia dentro che fuori la carrozzeria e all'abitazione al piano di sopra. I 2 titolari dell'azienda meccanica, zio e nipote, erano in quel momento in pausa pranzo. Sono stati alcuni residenti, vedendo il fumo, a dare l'allarme. Sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco da Treviso, Montebelluna e Cittadella con 19 operatori impiegati. Sul posto anche i carabinieri di Castelfranco Veneto. Adesso lasciamo quest'ampia pagina di cronaca e torniamo a parlare del ritorno di Veneto Creators, i testimonial scelti dalla Regione per diventare moderni cantori digitali e raccontare il Veneto. A guidarli Sammy Basso. Io spero che questa comunità si dia da fare, e lo dico a una platea di ragazzi, che voi potete far tanto come creators rispetto a questo, avete gli strumenti per parlare ai giovani. La grande foto di Giulia ed il suo sorriso sul maxischermo di H-Farm ed il messaggio che il presidente della regione lancia ai tanti giovani in platea per il progetto Veneto Creators, un appello a diventare ambasciatori anche di questo messaggio per fermare la violenza nei confronti delle donne. Si apre così la seconda edizione dell'iniziativa, che vede 49 creators divisi in 7 squadre mettersi all'opera per diventare i nuovi divulgatori digitali del Veneto, dialogando con i follower nelle principali piattaforme. E rispetto alla prima edizione si allargano le vedute, non più solo turismo ma anche cultura, sostenibilità, sport, identità veneta, natura, spazio e salute. 76 milioni di visualizzazioni, 19 milioni di persone raggiunte nella prima edizione. Si punta al raddoppio. Il messaggio è quello di seguirci, dunque guardate i nostri video, appunto ci sono tantissimi content creator bravissimi e in tutti quanti un entusiasmo veramente grande. Un progetto al quale partecipano 11 enti, associazioni ed istituzioni del territorio. Dimostriamo che il digitale non è solamente fatto di video leggeri, non è solamente fatto di messaggi o contenuti leggeri, ma è fatto anche di divulgazione di tematiche importanti. Parleremo di prevenzione, di salute, di sostenibilità, di sicurezza stradale, quindi davvero la nostra volontà è quella di far sì che il digitale diventi un mezzo per fare da amplificatore di tutto ciò che è importante per un territorio. E di questo amplificatore approfitta Sammy Basso per una riflessione sul dramma di Giulia. Già adesso purtroppo si sta creando quasi una narrazione attorno al caso che diventa un impoverimento di quello che la società può fare. Credo sia molto importante invece proprio ribadire il fatto che
si possono fare tutte le riflessioni che si vogliono, ma la prima cosa è che certe cose non devono accadere, anche una sola è una in più. Lo sport e il rugby, brutte notizie dall'infermeria per il Benetton. Simone Ferrari fuori a lungo dopo l'infortunio rimediato sabato nella sconfitta in trasferta contro Glasgow. La prima sconfitta è il serio infortunio di Simone Ferrari, un weekend da dimenticare per il Benetton Rugby con la trasferta di Glasgow che ha visto i Leoni sconfitti dagli Warriors. Per il pilone biancoverde i medici dello staff hanno riscontrato la frattura della clavicola destra. Dopo il necessario periodo di immobilizzazione, Ferrari inizierà il lungo percorso di recupero. Intanto la squadra riparte dal quel 26-12 contro gli scozzesi allenati dall'ex di turno Franco Smith. Nel primo tempo il Benetton sembrava aver retto l'urto andando sul 14-19 per i padroni di casa. Nella ripresa però gli scozzesi hanno alzato ulteriormente il ritmo, segnando altre 2 mete contro un solo calcio piazzato dei Leoni. Qui poi è arrivata la terza meta di Glasgow che ha chiuso il discorso per il 26-12 finale. Dopo la sbornia di un inizio di campionato fantastico, i ragazzi di coach Bortolami sono tornati sulla terra, ma con l'8° posto a 14 punti resta un trampolino importante. Fondamentale ora ritrovare compattezza anche in terra avversaria e non soltanto a Monigo. Il test è già pronto, venerdì prossimo ancora in Scozia per il match contro Edimburgo. Prima di passare a Belluno, gli auguri per i 101 anni di Angela De Marchi, detta Gina, nata il 19 novembre 1922 a Visnadello di Spresiano, dove ha sempre vissuto. Ieri nella sua casa in via Ferraressa 3, con figli e nipoti, hanno voluto festeggiare questo importante traguardo. Non poteva mancare il sindaco della Pietra, che ha ascoltato le parole di nonna Gina, quelle che lei ama ripetere: si vive bene se c'è la speranza. Il marito era morto per una malattia quando era giovane e Angela, che faceva la sarta, ha tirato su da sola i suoi 3 figli, Giovanni, Donatella e Chiara. La sua ricetta per vivere a lungo, un classico: essere forti e mangiare sano. Auguri dunque ad Angela De Marchi, detta Gina, per i suoi 101 anni a Spresiano. Adesso andiamo nel bellunese. E anche la piazza di Belluno si è mobilitata per dire no alla violenza di genere, un flash mob spontaneo, quello per dare voce a un fenomeno intollerabile, pensando ovviamente a Giulia Cecchettin. Brunetta Ridolfi, 13 aprile 2023. Concetta Maruocco, 14 ottobre 2023. Maria Causo. 1-1, scanditi dal silenzio di una piazza attonita, i nomi delle ultime vittime dei massacri compiuti in Italia contro le donne, 105 da inizio anno, l'ultima Giulia Cecchettin di soli 22 anni. Belluno ha risposto così al tantam diffuso sul web da Non Una di Meno, Casa dei Beni Comuni, Belluno Donna e Daphne per Giulia. Non siamo più riuscite a stare ferme e zitte e abbiamo voluto dare anche lo spazio a tutte e a tutti di condividere il dolore, perché è importante anche condividere il dolore per poi riuscire a tirarne fuori qualcosa di buono e cambiare l'esistente. Dobbiamo dire basta al femminicidio, basta alle violenze, basta anche ai soprusi psicologici. Non possiamo sentirci dire costantemente di non ubriacarci, di non uscire da sole perché potremmo incontrare il lupo. Basta, dobbiamo essere libere di vivere la nostra vita e fare le nostre scelte senza essere limitate in ciò. Ognuno ha portato qualcosa di rosso e in Piazza dei Martiri dalle 10:30 in poi è stato un susseguirsi di interventi spontanei, di commozione e di rabbia. Questa è una tragedia che ha colpito tutti. In Giulia abbiamo visto le nostre figlie, le nostre amiche, le nipoti, le ragazze che guardiamo tutti i giorni felici di prendere in mano il proprio futuro, libere di farlo. Abbiamo capito una volta per tutte che bisogna partire dall'educazione sentimentale dei nostri figli anche nelle scuole, perché non bastano più i centri antiviolenza per i quali bisogna battersi, non bastano più le questioni post-emergenza. Il dopo è ora, ha gridato la piazza. Non ci riconosciamo in questi esseri che compiono queste azioni. Oggi noi siamo qui, è un segnale, solidarietà, però ovviamente
nei nostri cuori. Speriamo che ci sia più che solidarietà, che il governo prenda veramente in mano la situazione. Inaugureremo questa settimana una mostra che ha anche il patrocinio della nostra commissione. È stato rivolto l'invito agli studenti a partecipare per vedere come la violenza contro le donne viene a volte anche misconosciuta, no? Il titolo della mostra è "Non chiamatelo raptus", per dire, no? Come si usano parole per nascondere quelli che sono atti non tollerabili. E intanto ci sono i dati dell'osservatorio della Procura di Belluno davvero inquietanti. Nelle ultime 5 settimane sono stati aperti 40 fascicoli per reati che vanno dallo stalking ai maltrattamenti, alle lesioni, alla violenza privata e violenze sessuali. 40 fascicoli in 5 settimane. Il dato che è emerso nel pomeriggio a Belluno, dove si sono aperti gli eventi organizzati da Confindustria Belluno Dolomiti per la settimana dedicata alla violenza di genere. Il mio monitoraggio prima di arrivare qui delle ultime 5 settimane di segnalazioni di codici rossi in procura vede un numero di iscrizioni per questi reati pari a 40 fascicoli aperti nelle ultime 5 settimane. Dati di fatto, dati oggettivi, segnalazioni che rispetto ai reati contestati vedono una netta distinzione di genere come in nessun'altra tipologia criminale. Stalking, maltrattamenti, lesioni, violenza privata e violenza sessuale. Dei 40 fascicoli, 37 vedono come parti offese donne, mentre 3 individui sono di sesso maschile, 2 disabili e un bambino di 8 anni maltrattato dal padre. La sostituto procuratore di Belluno, Roberta Gallego, è intervenuta in Sala Bianchi al primo di una serie di eventi organizzati da Confindustria Belluno Dolomiti in occasione della settimana dedicata alla giornata internazionale contro la violenza alle donne. Gallego spiega che l'osservatorio della Procura dà una risposta trasversale come età, estrazione sociale, risorse economiche e culturali. Ho fascicoli, gestisco fascicoli, così come lo fanno i miei colleghi, di ragazze molto giovani, anche di signore molto anziane. Non c'è una polarizzazione in questo senso, quantomeno in questo momento. La cronaca irrompe la morte di Giulia Cecchettin, un'attualità che schiaffeggia tutti. Sono particolarmente addolorata e soprattutto sto cercando di riflettere a 360 gradi proprio per poter aiutare le persone che vorranno essere accolte da queste nostre iniziative nel modo più concreto e serio possibile. Per questo un giorno non basta, come titola l'evento. La mobilitazione deve essere permanente a tutti i livelli. Abbiamo bisogno di progetti che non siano sulle parole, ma che siano fatti, che diano la possibilità alle associazioni che fanno rete di avere fondi per lavorare, di avere strutture per operare, perché altrimenti c'è quella parte in cui io faccio prevenzione e poi faccio la repressione, in mezzo c'è il fatto, e di fronte al fatto abbiamo bisogno di una rete sociale che ci aiuta a sostenere una donna, per sostenere quella donna, per sostenere quei figli. Basta metterli 3 giorni in un albergo e poi cosa succede? Come li sosteniamo? Ecco, forse è questo che dobbiamo dire. Lutto per la morte di Angelo Tanzarella, ex dirigente dell'ULSS di Belluno e politico di lungo corso. Fu consigliere regionale e anche assessore regionale al bilancio tra il 93 e il 94, segretario della Federazione Bellunese del PCI alla fine degli anni 80. La sua scomparsa ha suscitato un profondo cordoglio in tutto il bellunese. Vi ricordo un appuntamento domani alle 9:45, quindi segnatevi l'orario. Alle 9:45 vi accompagneremo in diretta con Marta Marangon alla messa solenne delle 10 dalla Basilica della Salute, officiata dal Patriarca Monsignor Moraglia per la festa della Madonna della Salute. Quindi in diretta dalle 9:45, poi alle 10 la messa e poi alla fine della messa continueremo a parlare con i fedeli, tantissimi fedeli previsti, e poi la nostra prima edizione. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo.
Una perturbazione porterà maltempo al centro-sud. Il nostro territorio resterà invece ai margini di tale vortice di bassa pressione. Il tempo sarà sostanzialmente buono. Vediamo il dettaglio di martedì 21 novembre. Sul Veneto ci attende una giornata all'insegna di un ampio soleggiamento. Nel pomeriggio qualche addensamento in più. Precipitazioni generalmente assenti, tuttavia non si esclude qualche debole piovasco su costa e pianura meridionale. I venti saranno moderati da nord-est. Le temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 4 e 8 gradi, massime tra 12 e 14 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui prevalenza di sole, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso ovunque. Possibili annuvolamenti e locali rovesci sul Triestino. Soffierà bora moderata sulla costa e sul Carso. Temperature minime tra 4 e 11 gradi, massime sui 13-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si prevede un tempo soleggiato con qualche nuvola in aumento sui confini più settentrionali. Temperature minime intorno agli 8 gradi, massime infine sui 17 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura.